Messa interforze organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri alla Cattedrale di Agrigento, presenti le massime istituzioni della provincia. Aiuti alle imprese, i settori di editoria, turismo ed enti culturali e ristorazione sono in crisi a causa di pandemia, crisi energetica e aumento dei costi delle materie prime. Arrestata infermiera, avrebbe fatto finta di somministrare le dosi anti-Covid. Lei Novax, all'insaputa dei cittadini, gettava il siero. Iniziative del Liceo Classico Empedocle di Agrigento e del Soroptimist. Quasi arrivato, l'autobus partito da Montevago ha già varcato i confini italiani con a bordo i profughi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Celebrata in cattedrale la Santa Messa Interforze a San Gerlando, chiesa madre di Agrigento, presenti le istituzioni civili, religiose e militari della provincia. Giuseppe Moscato. Promossa dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento in qualità di arma comandante del presidio militare, oggi nella cattedrale San Gerlando di Agrigento messa interforze per il precetto pasquale. La Santa Messa officiata dal Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano e concelebrata dal cappellano militare della Regione Sicilia Don Salvatore Falzone, dal cappellano militare della Guardia di Finanza Don Antonino Pozzo e dal cappellano della Polizia di Stato Don Antonio Lalicata. Presenti le massime autorità civili e militari della provincia e anche un'ampia rappresentanza di tutte le forze presenti sul territorio. Si celebra la Pasqua per i militari, per le loro famiglie, in un momento particolare. Sì, appunto oggi questo momento che è in preparazione alla Santa Pasqua per noi è molto propizio, soprattutto un momento di grazia, perché vedete tutti coloro che indossano una divisa sono qui in questa chiesa per gridare ad alta voce pace, pace. Ecco, oggi noi pregheremo per questo valore che non deve mai mancare. I nostri uomini che svolgono il loro servizio con abnegazione oggi si mettono qui davanti al Signore per elevare questa corale preghiera affinché nel mondo ci sia fratellanza, unione e soprattutto quella coesione spirituale che non deve mai mancare. Donne e uomini in divisa in un momento di raccoglimento, in un momento di preghiera, in un momento particolare non solo per l'Italia ma per il mondo intero. Stiamo attraversando un momento, un tempo, perché non è un tempo di difficoltà nelle relazioni umane. Alcune difficoltà poi coinvolgono le nazioni, distraggono, confondono i cuori e portano alle tragedie umanitarie che conosciamo. Diciamo ultima tra queste è la guerra in Ucraina alle porte dell'Europa, che un po' ci fa sentire il fiato sul collo. Insieme a questa le tante guerre, i tanti disastri umanitari, direi dimenticati, sottaciuti rispetto ad altre notizie. Uomini e donne in divisa che oggi vogliono raccogliersi attorno alla parola del Signore per in qualche modo celebrare, camminare verso la Pasqua. Lo fanno oggi, giorno in cui il Papa Francesco chiama, direi, ad adunanza tutta la Chiesa per una consacrazione a Maria, Regina della Pace. Noi sappiamo come gli uomini e le donne in divisa della nostra Italia sono sempre stati presenti ed esposti su tanti fronti di aiuti umanitari, di missioni di pace, tenendo alto la loro professionalità e la loro dedizione. Ecco, quindi invochiamo veramente oggi su di loro lo sguardo amorevole di Maria, la Madre del Signore, e insieme allo sguardo di Maria anche la parola del Signore
perché possano sempre conservare quell'umanità che ci fa riconoscere sempre e comunque fratelli tutti. Il precetto di preparazione alla Santa Pasqua in un momento difficile, un momento di disagi, di bombardamenti, di guerra. Vi lascio la pace e vi do la mia pace. È il messaggio che Gesù ci ha lasciato col suo sacrificio e che noi militari come operatori di pace e di giustizia interpretiamo profondamente in questa provincia per impegnarci a dare voce a chi non ha voce perché l'ha persa o perché non l'ha mai avuta. A Ficarazzi, in provincia di Palermo, un incidente stradale autonomo ha provocato la morte di Alex Salvatore Sirna, 31 anni, di Bagheria, sposato e al lavoro a Ficarazzi come pasticcere. Lui, alla guida di una Fiat Punto, al rientro dopo un turno di lavoro per causa in corso di accertamento, prima ha urtato il marciapiede e poi si è schiantato contro un albero in via Libertà. È morto sul colpo. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Ficarazzi, Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. La regione siciliana sostiene editoria, turismo, enti culturali e ristorazione. Ad annunciarlo è il deputato regionale della Lega e presidente commissione speciale all'Ars Carmelo Pullara. Obiettivo: offrire sostegno a seguito della pandemia, della crisi energetica e dell'aumento dei costi delle materie prime. Il nostro direttore Arturo Cantella. La regione siciliana sostiene l'editoria, il turismo, gli enti culturali, la ristorazione, un'occasione che non bisogna assolutamente perdere. Ad annunciarlo il deputato regionale della Lega e presidente della commissione speciale all'Ars, onorevole Carmelo Pullara. Il decreto, dichiara l'onorevole Pullara, mira a offrire sostegno alle imprese, al settore editoriale, agli enti culturali pressati dagli effetti economici a seguito della pandemia di Covid-19, dell'impatto della crisi energetica e dell'aumento dei costi delle materie prime. Il primo intervento, spiega il licatese onorevole Pullara, si riferisce al voucher Garanzia Confidi per le attività di cui alla convenzione sottoscritta nel 2020 tra IRFIS Finsicilia e Asso Confidi Sicilia, uno strumento che viene incrementato di 500.000 euro. Viene incrementato di 5 milioni di euro anche il contributo a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, cartacea e digitale, da agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano ed emittenti televisive. Il decreto dispone anche di incrementare la quota del Fondo Sicilia destinata a questi utilizzi, ma il fondo di rotazione per gli interventi straordinari, stanziamento originario pari a oltre 18 milioni di euro, vengono anche rafforzate le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia destinate agli esercizi di ristorazione. La pandemia, continua l'onorevole Pullara, ha destabilizzato l'economia, inferto ferite profonde in tante aziende, il cui futuro oggi è ancora incerto. E questa rappresenta una grande occasione di ripresa di quelle aziende e imprese quasi al collasso a causa della pandemia. Si tratta, conclude l'onorevole Pullara, di sostenere con le risorse pubbliche i finanziamenti che verranno erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Caro carburanti, il deputato regionale Giussi Savarino pungola il governo Draghi per fare chiarezza ed eseguire i necessari controlli su una situazione che danneggia cittadini e aziende. Vediamo. Sulla riduzione delle accise sul caro carburante interviene la parlamentare agrigentina, presidente della Commissione Ambiente, onorevole Giussi Savarino. Perché da Roma non arriva nessun controllo sulla speculazione in atto? Qualche giorno fa, continua la Savarino, è scattata la riduzione delle accise sui carburanti con un abbassamento del prezzo di 30 centesimi, una misura per la Savarino che riteniamo insufficiente a fronte di questo assurdo aumento speculativo dei costi energetici. È ormai sotto gli occhi di tutti che l'impennata del gasolio e della benzina a cui stiamo assistendo giornalmente determina un aumento dei costi per l'autotrasporto, provocando a sua volta a cascata aumento dei prezzi d'acquisto per i beni di prima necessità. Ci chiediamo, continua l'onorevole Agrigentina, se il governo Draghi stia facendo bene in termini di controllo su questi prezzi schizzati alle stelle senza nessuna ragione apparente. Basta osservare l'aumento progressivo di questi mesi perché appaia lampante che questa manovra speculativa del mercato puzzi di truffa ai danni dei cittadini, come del resto dichiarato in maniera disarmante dagli stessi membri del governo nazionale.
Resta da chiedersi chi è che ci ha guadagnato. Nel mese del gennaio 22 i prezzi del self erano i seguenti: la Super 1763, il gasolio 1619, il GPL 0822, il metano 1,850. All'indomani dell'invasione russa in Ucraina il prezzo della Super sale ingiustificatamente a 1893, quello del gasolio a 1749, il metano a 1904. Il 10 marzo e così via, fino a superare le 2 euro. E chi paga le spese di questi rincari folli? Cittadini e aziende. Davanti a tutto ciò, continua la Savarino, chiediamo al governo Draghi di fare chiarezza e operare i necessari controlli. 3 milioni di euro dal governo Musumeci per i comuni virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. Il governatore della Sicilia premia i 167 comuni ricicloni che nel 2020 hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata. Arturo Cantella. 3 milioni di euro del governo Musumeci sono stati destinati ai comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. È stato predisposto dalla Regione il decreto interassessoriale tra i vari assessori all'economia e alle autonomie locali, firmato dagli assessori Gaetano Armao e l'agrigentino Marco Zambuto, che assegna un contributo agli enti locali che nel corso del 2020 hanno superato il 65% della raccolta differenziata. A beneficiarne, in attuazione di una norma regionale, sono stati 167 comuni siciliani, il cui elenco, preparato dai dipartimenti delle autonomie locali e dell'acqua e del rifiuto, è stato validato dall'ARPA Sicilia. Cresce di anno in anno, evidenzia il presidente Musumeci, il numero dei comuni ricicloni in Sicilia, frutto delle azioni messe in campo fin dall'inizio della legislatura dal governo della regione grazie alla collaborazione di sindaci e cittadini. Nel 2019, continua Musumeci, erano 134, nel 2018 79 e l'anno precedente ancora appena 31, quindi un aumento che conferma una sempre maggiore sensibilità ambientale da parte dei comuni siciliani, oltre all'impegno quotidiano delle amministrazioni locali. 25, dicevamo, in provincia di Agrigento i comuni, tra questi Agrigento, Calamonaci, Cammarata, Ioppolo Giancazio, Luccasicola, San Buca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca e Villafranca Sicola. False vaccinazioni a Palermo, un'altra infermiera smascherata dalle telecamere della Digos. Dopo il caso dei Novax disposti a pagare per non vaccinarsi ma ricevere la certificazione verde, adesso il caso opposto. 47 persone erano convinte di aver ricevuto il vaccino, ma l'infermiera Novax, poco prima di somministrare la dose, la svuotava in una garza. C'è il servizio. Nuove accuse e nuovo arresto per l'infermiera Giorgia Camarda, 58 anni, in servizio presso l'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. La donna, secondo quanto scoperto dagli investigatori, contraria ai vaccini, avrebbe simulato somministrazioni ad almeno 47 persone. Alcune di queste, tra l'altro, sarebbero state del tutto ignare di essere ora senza copertura. Gli agenti di polizia della Digos stamani hanno eseguito una nuova misura cautelare di arresti domiciliari emessa dal GIP. All'infermiera vengono così contestate le accuse di falso ideologico e peculato. La donna era già stata arrestata nel mese di gennaio in esecuzione di una ordinanza applicativa dei domiciliari, poiché avrebbe beneficiato di falsa vaccinazione contro il Covid-19 e praticato finte inoculazioni vaccinali a 2 coniugi Novax. Poi ha anche ammesso le sue responsabilità, ma nel corso delle indagini, grazie alle immagini catturate dalle telecamere presso l'hub vaccinale, sono emerse le altre false vaccinazioni. Nel filmato, infatti, agli atti dell'indagine si vede l'infermiera versare sulla garza il contenuto della fiala che avrebbe dovuto iniettare. Dalle indagini, grazie a intercettazioni telefoniche e interrogatori, è emerso che gli utenti pensavano di aver ricevuto il vaccino ed erano convinti di essere protetti dal rischio dell'infezione. Le loro false certificazioni verdi saranno però sequestrate. L'attività investigativa si avvalsa del contributo della struttura del commissario per l'emergenza Covid per la città metropolitana di Palermo. Oltre alla donna in questione sono state fermate nei mesi scorsi altre 3 persone: il leader dei Novax siciliani Filippo Accetta, un commerciante palermitano Giuseppe Tomasino e un'altra infermiera dello
dell'ospedale civico in servizio presso l'hub, Anna Maria Lobrano. Le accuse contestate sono sempre quelle: corruzione, peculato e falso. Lobrano, lo ricordiamo, ha confessato dicendo di aver agito per sostenere meramente le spese per gli studi del figlio. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un presunto corriere della droga che arrivava dalla Calabria ed era diretto nel capoluogo siciliano. Pasquale Perre, 45 anni, di Platì, Reggio Calabria, è stato bloccato a bordo di un'autovettura vicino a via Giafarra a Palermo. Durante i controlli, grazie al frutto di un cane antidroga, nella sua auto sono stati trovati in un doppio fondo della portiera destra posteriore 2 involucri di plastica trasparente con 2,4 kg di cocaina. La droga avrebbe fruttato al dettaglio oltre 200.000 euro. L'azione di contrasto al traffico di droga, proveniente per lo più dalla Calabria, dal gennaio 2021 ha consentito di sequestrare circa 50 kg di cocaina che erano destinati a rifornire le piazze di spaccio della città. A febbraio sempre la Guardia di Finanza aveva arrestato altri 2 calabresi di Villa San Giovanni con quasi 6 kg di cocaina. Nei primi di marzo un altro calabrese di Reggio Calabria con altri 4 kg di droga era stato fermato sempre in via Emiro Giafar. Specifici servizi di controllo straordinario del territorio sono stati disposti dalla Questura di Messina al fine di prevenire e contrastare eventi criminosi, specialmente in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Le attività sono state pianificate anche con il concorso delle specialità della Polizia di Stato. I servizi, organizzati d'intesa con la Questura di Reggio Calabria, riguardano lo Stretto di Messina, porta della Sicilia, svolgendosi prevalentemente presso l'imbarcadero della Rada San Francesco e a bordo dei traghetti della Caronte Tourist. Le attività di controllo straordinario sono state espletate da pattuglie delle volanti e della Polizia di Frontiera Marittima, unitamente ad unità cinofile antidroga. La sicurezza dall'alto invece è garantita da un elicottero del reparto volo della Polizia di Stato che per ogni evenienza sorvola l'intera area dello stretto. Analoghi servizi sono garantiti infine dalla Polizia Stradale sulle vie di collegamento tra l'approdo della banchina e le reti stradali e autostradali. Un intero dispositivo di sicurezza dunque che si muove in maniera omogenea grazie al contributo di tutti gli operatori di polizia. Obiettivo dei servizi, ha detto il questore di Messina, Gennaro Capoluongo, è rendere Messina un gate sicuro per tutta la Sicilia, garantendo la massima vivibilità alla cittadinanza ed impedendo che si portino avanti azioni illecite che possano proiettarsi sulla provincia di Messina. 2,5 milioni di euro. A questa cifra ammonta il valore dei beni che sono stati sequestrati a Catania al boss Giovanni Comis, ritenuto esponente di spicco del gruppo del rione Picanello della famiglia Santa Paola Ercolano di Cosa Nostra. Il provvedimento riguarda anche la casa discografica Q Factor Records SAS, intestata a uno dei figli del boss, tra le altre cose utilizzata dai cantanti neomelodici. Nel mirino anche una palazzina con 12 unità immobiliari in una zona centrale del capoluogo etneo in fase di completamento. Comis, destinatario di più condanne anche irrevocabili per associazione mafiosa, è detenuto dallo scorso ottobre. Su di lui gravano i reati di concorso in trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio. I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione su richiesta della locale procura distrettuale, avente ad oggetto diversi beni riconducibili a Giovanni Comis, 59enne, affiliato di spicco alla famiglia di Cosa Nostra Etnea Santa Paola Ercolano, di cui è stato anche reggente del gruppo di Picanello ed attualmente detenuto. Il provvedimento mira a colpire un patrimonio che, secondo gli accertamenti svolti, sarebbe stato acquisito coi proventi degli illeciti affari gestiti dal Comis, il quale, già tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Orfeo nel 2017, dopo essere tornato in libertà, era stato nuovamente arrestato il 15 ottobre scorso nell'ambito dell'operazione Picanelli, allorquando gli sono stati contestati i reati di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio. I beni oggetto del sequestro, tutti riconducibili al Comis e ai suoi familiari conviventi, ammontano a un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro,
ed in particolare riguardano l'immobile, il 100% delle quote e l'intero compendio aziendale della società Q-Factor Records, etichetta discografica catanese che gestisce diversi cantanti neomelodici, nonché il terreno ed un immobile in costruzione costituito da ben 12 unità immobiliari in fase di realizzazione, sito in via Caduti del Lavoro del capoluogo etneo, formalmente intestato a una ditta di edilizia ma riconducibile al Comis, nonché un appartamento sito in contrada Saracena all'interno di un villaggio turistico. L'AMAT, l'azienda di trasporto pubblico cittadino a Palermo, ha presentato le misure di risanamento, tra queste assunzioni, nuovi mezzi, il contrasto al fenomeno di evasione del pagamento del biglietto ed un'ulteriore razionalizzazione e interazione tra i servizi di autobus e del tram. Arturo Cantella. La Giunta Comunale di Palermo ha deliberato la presa d'atto del piano di risanamento 2022-2024 approvato dal Consiglio di amministrazione dell'AMAT. I dettagli del provvedimento, frutto di un ampio confronto tra il Comune e l'azienda di trasporto pubblico cittadino, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella giornata di ieri presso la sede dei via Roccazzo, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, dell'assessore alla mobilità Giusto Catania e del presidente dell'AMAT, l'agrigentino onorevole Michele Cimino. È un passaggio fondamentale per la storia di questa azienda e per la storia di questa città. Da oggi certamente il servizio di trasporto pubblico sarà migliorato, gli investimenti fatti dall'amministrazione comunale in termini di miglioramento del trasporto pubblico, dell'acquisto di nuovi autobus, di investimento di lunga durata sul tram, oggi saranno garantiti grazie alla continuità aziendale che è stata certificata dalla presa d'atto di questo piano di risanamento. L'azienda dimostra sempre di più di essere un'azienda che guarda al futuro della città. Sì, è un documento importante che abbiamo voluto condividere con le forze sindacali della nostra azienda, con la dirigenza di AMAT e unitamente all'amministrazione comunale. Finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo di approvare un piano di risanamento che può dare forza e impulso alla mobilità palermitana. Adesso faccio un appello al Consiglio Comunale affinché si possa proseguire in questa azione di rilancio e di attenzione verso questa azienda. Il piano di risanamento dell'AMAT è la conferma dell'impegno della governance, della struttura tutta di questa azienda in collaborazione con l'amministrazione comunale per garantire sicurezza ed efficienza ai servizi fondamentali resi ai cittadini e anche al tempo stesso un impegno di futuro perché questa azienda sia sempre di più un punto di riferimento di quella mobilità sostenibile che costituisce parte fondamentale dei programmi dell'amministrazione comunale. È il caso di dire che è una giornata importante e anche di dire che occorre che tutti facciamo auguri di buon lavoro ai lavoratori dell'AMAT, quelli presenti e quelli che verranno adesso assunti anche grazie a questa delibera. Scorie nucleari, individuate le aree idonee ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. 5 potenziali siti sono in Sicilia. C'è il servizio. Trapani, Calatafimi, Segesta, Castellana, Sicula, Petralia, Butera sono i 5 siti individuati in Sicilia idonei allo stoccaggio dei rifiuti nucleari. La mappa delle 5 località siciliane contiene gli stessi luoghi indicati già nel 2021 e comunicati nei giorni scorsi al Ministero della Transizione Ecologica insieme agli altri siti in tutta Italia che formano la proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee ad ospitare il Deposito Nazionale per i Rifiuti Radioattivi e Parco Tecnologico. La Sogin è la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali di ricerca e di medicina nucleare. Alla luce dei lavori è stata data la possibilità di una seconda consultazione pubblica nella quale i territori hanno avuto l'ennesima occasione di proporre ulteriori modifiche alla proposta. La carta, quindi l'elenco ristretto dei siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ricevuta dal Ministero è stata elaborata sulla base della documentazione raccolta contenente proposte e osservazioni, oltre 25.000 pagine comprendenti tutti gli atti prodotti, documenti, studi, relazioni e anche cartografie. In ogni caso la strada che il governo vuole percorrere è quella della condivisione con la popolazione delle aree ritenute idonee ad ospitare il deposito nazionale e il parco tecnologico, sulle quali sono previsti investimenti per oltre 900 milioni di euro. Le aree potenzialmente idonee indicate
indicate nella mappa provvisoria classificate con la lettera A si trovano nelle province di Alessandria, Torino e Viterbo. Alcuni territori di queste province, secondo gli studi, avrebbero il massimo livello di idoneità, da non interpretare al momento come definitivamente idonee. Le altre 11 aree classificate a 2 trovano sempre spazio in provincia di Alessandria e nelle province di Siena, Grosseto, Viterbo, Bari, Matera e Taranto. Di serie B sono le aree in Sicilia, in provincia di Caltanissetta e Sardegna, nelle province di Oristano e nella pianura del Campidano. Restano in serie C quelle individuate in zona sismica 2 tra Viterbo, Potenza, Matera, Trapani e Palermo. L'area scelta sarà oggetto di ingenti investimenti per la realizzazione delle infrastrutture sotterranee di studio fuori terra, nella quale verrebbero stoccati in assoluta sicurezza circa 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, si legge nel sito depositonazionale.it. Molto bassa attività, la cui radioattività decade a valori trascurabili nell'arco di 300 anni. Di questi rifiuti, riporta il sito web, circa 50.000 metri cubi derivano dall'esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari per la produzione di energia elettrica, circa 28.000 metri cubi dagli impianti nucleari di ricerca e dai settori della medicina nucleare e dell'industria. Secondo il cronoprogramma tutto dovrà realizzarsi entro il 2029. Abbiamo motivo pertanto di ritenere, così come riportano le fonti di cronaca online, la guerra tra la Russia e l'Ucraina avrebbe accelerato i tempi decisionali. La regione siciliana però in tal senso, vale la pena ricordarlo, presentò anche un controstudio rispetto a quello della Sogin per bloccare la scelta, inviando tra l'altro la relazione alla Presidenza del Consiglio e alla Sogin stessa. Sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina la confusione regna sovrana, sarebbe invece indispensabile un'operazione chiarezza. A dirlo è Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. Ci sono interi territori, prosegue la parlamentare, che aspettano da decenni un collegamento stabile e veloce tra Sicilia e Calabria. Queste comunità meritano una risposta. Nel settembre del 2021 il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini aveva assicurato che entro la primavera del 2022 avremmo avuto il nuovo studio di fattibilità di questa grande opera. Un approfondimento, prosegue Siracusano, voluto dall'esecutivo, nonostante un dossier commissionato dal precedente ministro dei lavori pubblici, per la cui elaborazione ci vollero moltissimi mesi, avesse già chiarito la necessità di costruire il ponte. Siamo nel 2022, continua la deputata messinese di Forza Italia, e ovviamente dello studio neanche l'ombra. Forse, a quanto si è appreso, continua Matilde Siracusano, RFI inizierà a comunicare il calendario dei lavori su questo nuovo studio di fattibilità. Vorremmo capire se questo sarà un documento propedeutico alla realizzazione del ponte, oppure, prosegue la parlamentare, un'ennesima trovata per perdere tempo. Una cosa è certa, il problema del collegamento tra Sicilia e Calabria non si risolve diminuendo di qualche minuto i tempi biblici per attraversare, soprattutto in treno, lo stretto. Sarebbe auspicabile avere trasparenza. Una domanda secca: il governo Draghi, conclude Siracusano, vuole questa grande opera? Sì o no? Non esiste una terza via. Il liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento, in tandem con il Sor Optimist Club, ha organizzato un evento per l'Ucraina, location il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Stile d'amore. Questo è il titolo del concerto lirico che si è svolto presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento dagli alunni del liceo classico Empedocle, diretto dai professori Leonardo Alaimo e Michele Salvatore, che hanno eseguito canti di Scarlatti, Mozart, Vivaldi, Donizetti, Beethoven. All'iniziativa ha partecipato anche il vicepresidente della Fondazione del Teatro Pirandello, Andrea Cirino, che ha portato il saluto dell'amministrazione. È entusiasta della riuscita dell'evento, che ha visto la partecipazione sia degli alunni e di tante famiglie delle stesse, la dirigente scolastica del liceo Empedocle, Marica Erika Gatto. Una cornice d'eccezione per un appuntamento importantissimo che speriamo possa essere quasi abituale, dal momento che fino a questo momento i ragazzi hanno eseguito queste performance soltanto dietro uno schermo. Adesso siamo entrati nel cuore della cultura, il Teatro Pirandello, gentilmente concesso dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Teatro,
e questo evento sicuramente lascerà il segno. Ragazzi di primo anno che insomma riescono ad esibirsi in pubblico, ad esibirsi a questi livelli, è stato certamente significativo anche a coronamento del loro percorso didattico. Hanno fatto diversi brani musicali anche di un certo livello. Sì, assolutamente, hanno spaziato veramente nella musica classica, la musica napoletana, l'opera, il duetto, quindi sono riusciti veramente a dare, ecco, con questo fil rouge rappresentato dall'amore, l'amore per se stessi, l'amore per il prossimo, l'amore per la famiglia, l'amore per la patria, a dare, ecco, questo messaggio di speranza e di solidarietà. È stato un evento veramente speciale per i ragazzi che tornano per la prima volta, non tornano, è la prima volta che proprio si esibivano dal momento che frequentano questa scuola soltanto da un anno, molti di loro, e quindi abbiamo dato questa opportunità ai ragazzi di calcare, entrare le porte del Teatro Pirandello. Ovviamente parlo al plurale perché insieme a me hanno collaborato il professore Michele Salvatore al pianoforte e la professoressa Rosalia Pizzitola, che purtroppo per ragioni di Covid non è potuta essere qui con noi, ma anche i loro alunni, anche i suoi alunni, diciamo, erano presenti al concerto. Abbiamo dato l'opportunità ai giovani del liceo Empedocle musicale di Agrigento di esibirsi nel nostro foyer. Tra l'altro il teatro è il cuore della cultura e quindi noi dobbiamo cercare di avvicinare i giovani alla cultura, al teatro. Stiamo cercando di dare maggiore opportunità ai giovani, no? Facendolo avvicinare a noi. E questo è stato un insegnamento da parte dei giovani nei nostri confronti, perché si sono esibiti e hanno dato dimostrazione di essere bravi sia loro che i professori. Momenti di intense emozioni al foyer del Teatro Pirandello, dove al termine di un applaudito concerto del Liceo Classico e Musicale Empedocle, il Sor Optimist ha donato alla Fondazione un roll-up contenente l'hashtag "L'anima del teatro di Mariupol vive nel Pirandello". L'iniziativa, afferma la presidente Margherita Trupiano, si è conclusa con una suggestiva rappresentazione corale degli alunni dello stesso Liceo Musicale Empedocle, curata dal professore Leonardo Alaimo Di Loro, che ha declamato un canto il cui significato è quello di una nenia cantata dalle mamme per colmare il pianto dei figli, per non farne sentire le voci all'esercito di Erode. Al termine il lancio dei palloncini gialli e blu in memoria delle vittime della guerra in Ucraina. Oggi è un momento importante per noi del Sor Optimist, che affermiamo il valore della pace e il nostro no alla guerra. Lo facciamo con un roll-up che doniamo alla Fondazione Teatro Pirandello. Ringraziamo il presidente Alessandro Patti, che ha immediatamente accolto il nostro invito a esporre questo nostro roll-up che raffigura il teatro di Mariupol e il nostro teatro. Questo perché la cultura non muore, il teatro non può morire e l'anima del teatro di Mariupol vivrà all'interno del Teatro Pirandello fino alla fine della stagione teatrale. Presidente. Oggi per quanto ci riguarda c'è ben poco da dire, avevamo solo da fare. E il fare consisteva nell'accogliere, come è stato fatto all'unanimità da tutto il management della Fondazione, questa interessantissima e lodevole proposta da parte del Sor Optimist. La Fondazione è senza tema di smentita la più importante istituzione culturale del nostro territorio e il nostro obiettivo, credo emerga già chiaramente dalle cose che stiamo facendo, è quello di fomentare, incentivare e favorire la vivacità, il fermento culturale di questo territorio. Quindi di fronte ad un'iniziativa così lodevole avevamo veramente ben poco da dire, se non da accoglierla subito. Mi piace soffermarmi su questo hashtag
l'anima del teatro di Mariupol vive nel Pirandello, perché sulla vicenda del bombardamento del teatro di Mariupol credo che non ci sia proprio nulla da dire, se non prendere forse l'unica cosa positiva, e cioè che un teatro è stato individuato come luogo di riparo, in quel caso dei corpi, delle persone, degli innocenti civili. Ecco, il teatro è anche luogo di riparo, soprattutto luogo di riparo dell'anima, e quindi quest'hashtag mi pare azzeccatissimo ed è il filo immaginario che grazie al Soroptimist legherà il teatro Pirandello al teatro di Mariupol. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Ha attraversato i confini ed è in Italia l'autobus umanitario partito da Montevago. I 39 profughi ucraini durante i controlli dei documenti hanno ricevuto cibo, tè, caldo e caffè offerti dai volontari presenti sul posto. Vediamo. È partito ieri dalla Polonia con a bordo 39 profughi ucraini il bus umanitario che domenica scorsa da Montevago era andato verso l'Ucraina. Dopo la consegna dei farmaci e dei prodotti di prima necessità avvenuto nella giornata di ieri a Maraweka, a Varsavia sono saliti sul pullman bambini, donne, anziani in fuga da 3 città bombardate, Mariupol, Kharkiv e Cherniv. Troveranno ospitalità nel piccolo centro belicino dove alcuni cittadini hanno risposto all'appello del sindaco onorevole Margherita La Roccaruvolo e hanno messo a disposizione gratuitamente delle abitazioni autonome. Abbiamo finalmente iniziato il viaggio di ritorno. Abbiamo sull'autobus 39 profughi che abbiamo preso da 2 luoghi diversi. Sono persone che hanno le case alcune bombardate e che con i loro sacchettini hanno una speranza di una vita familiare normale e speriamo noi dargliela a Montevago. Sono circa 3.000 chilometri che faremo in continuazione e prevediamo di arrivare sabato o nella mattinata o nel pomeriggio, dipende da problemi che emergono durante il viaggio. Abbiamo molti ragazzini e donne, qualche anziano, ma la maggior parte sono donne, giovani e ragazzini. Okay. Mano, mani. Mano, mani. Questa? Brava! L'iniziativa Un cuore per l'Ucraina è promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l'associazione di volontariato A Cuore Aperto che da circa 20 anni è impegnata in progetti di assistenza sanitaria alle istituzioni in Tanzania ed oltre altre associazioni del territorio. È arrivato intanto in nottata all'Italia l'autobus che con a bordo 39 profughi ucraini provenienti dalla Polonia. In collaborazione con l'associazione Volontariato Cuore Aperto, la Protezione Civile sta assistendo i profughi ucraini al confine con l'Austria durante i controlli dei documenti. Al posto di controllo del passo del Tarvisio, i volontari offrono da mangiare tè caldo, caffè e anche cibo per cani e gatti. Dunque noi accogliamo proprio al confine dall'Austria verso l'Italia i profughi che arrivano dall'Ucraina e diamo una prima assistenza, qualche vetovaggiamento, qualcosa da mangiare, delle cose per i bambini, delle cose da bere, del tè caldo, per poi dopo intanto che loro vengono controllati dalla polizia, dopodiché loro proseguono il loro viaggio. Ma insomma cerchiamo di metterci a loro disposizione, chiaramente noi della Protezione Civile siamo qui a dare assistenza e aiutare. Amara sconfitta al 92esimo per la nazionale italiana di calcio. Ieri la partita a Palermo contro la Macedonia. Gli azzurri non si classificano ai mondiali Qatar 2022. Vediamo.
molta delusione questa partita, speravamo un risultato migliore, purtroppo hanno fatto un tiro in porta, calcio è così. Cos'è mancato secondo te? Un po' più di cattiveria. Solo cattiveria. Cattiveria sotto porta. Secondo me il mister con i cambi doveva mettere almeno Belotto e Scamacca nella mischia, invece l'ha messa in tribuna e purtroppo non l'abbiamo messa dentro. Un altro mondiale fuori. Questo è il secondo mondiale consecutivo fuori. È giusto così, è giusto così. Il gol è un po' di fortuna e di precisione soprattutto. Ci pensate a un altro mondiale fuori? Come avete preso? Insomma? Male, ovviamente male. È andata così, ci riproveremo tra 4 anni. Il gol, però non puoi fare una partita del genere, 90 minuti e prendi un tiro, un gol, dai. Partita dominata, loro al 90esimo sono usciti un gol, cambi secondo me sbagliati, Levi Immobile, peccato. Tanti chilometri per insomma una sconfitta. Vabbè, da Catania questo non è un problema, però è brutto così obiettivamente. Perdere così è brutto, perché secondo me in Portogallo te la giochi, loro ti fanno giocare. Poi purtroppo siamo senza terzino sinistro. È mancato un pochettino di concretezza in più, non c'erano gli attaccanti, non figuravano bene, Immobile, Berardi ha sbagliato tanti rigori, tante conclusioni alla porta. Si poteva fare qualcosa di più contro una squadra che è poca roba. Quanta delusione c'è per un altro mondiale che non vedremo insomma da protagonisti? Tantissimi, aver vinto gli europei, arrivare qui in mondiale, non arrivare al mondiale è stata veramente una delusione pazzesca. No, ho fretta, devo andare a Naro, alle 6:30 lavoro, un bordello. E quindi tanti... È troppo delusissimo, sarebbe stato contento di andare al lavoro dopo le 6:30 se avessimo vinto. Cos'è mancato secondo voi ragazzi? La fortuna, un po' di fortuna ci voleva, perché i tiri ci sono stati. Volley femminile a 2 domenica prossima, 27 marzo alle ore 17, partita casalinga per la SEA Paragona che nella seconda giornata di andata del pool salvezza giocherà contro il Vicenza. Vediamo. Domenica 27 marzo alle ore 17 al Pallamoncada di Porto Empedocle la SEA Pedallicardillo Aragona sfiderà il Vicenza Volley per la seconda giornata di andata della pool salvezza nel campionato di Serie 2. Presente alla partita il coach Lino Giangrossi. Sicuramente servirà prima di tutto una prestazione molto intensa a livello emotivo, perché comunque veniamo da una brutta performance a Milano contro il Club Italia, dove soltanto nel secondo set siamo riusciti a fare le cose che ci eravamo detti. Dopodiché abbiamo subito moltissimo la loro fisicità, non siamo riusciti a contenere non tanto i loro attaccanti quanto non siamo riusciti noi a giocare bene la nostra struttura d'attacco. Loro a muro hanno fatto veramente la differenza, l'abbiamo subito tanto. La prestazione è stata veramente brutta, quindi la prima cosa che ci siamo detti questa settimana è stata quella di giocare senza troppi pensieri e prendere dei rischi, perché quello bisognerà fare. Noi siamo una squadra che ha bisogno di giocare sull'emozione, sull'energia, non certo possiamo pensare di vincere solo basandoci sulle caratteristiche tecniche, sulle qualità tecniche, quindi ci vorrà sicuramente una prestazione di grande spessore emotivo. Vicenza che avversario è? Vicenza è una squadra che chiaramente può vantare alcuni elementi molto esperti, tipo Jasmine Rossini, che sono tanti anni che calca i campi di pallavolo, anche qui in Sicilia ha fatto molto bene, me la ricordo a Marsala, ma me la ricordo insomma in tante altre volte che ci siamo scontrati. È una giocatrice di grande esperienza, con tantissima qualità tecnica, che ti sa mettere in difficoltà nel fondamentale d'attacco, variando moltissimo i colpi. È una squadra che si è rinforzata con una nuova straniera che gioca soltanto da 2 partite e che ha cambiato spesso formazione e modo di giocare, quindi anche tatticamente dovremo essere bravi ad adattarci rapidamente alla loro
ai loro cambi e cercare di metterle in difficoltà. Abbiamo alcune idee tattiche, speriamo di riuscire a metterle in campo e di mettere pressione subito partendo dal nostro servizio. La tua squadra come sta e che gara ti aspetti domenica al Palamoncata? Allora, dopo diverse settimane, insomma io sono arrivato da circa un mese e questa è la prima settimana in cui siamo tutte 11 in palestra e ci stiamo allenando in maniera un pochino più intensa. È chiaro che abbiamo la difficoltà di non poter mai giocare un 6 contro 6 vero, quindi dobbiamo trovare degli escamotage per poter provare alcune situazioni tattiche, però sono contento perché, ripeto, almeno gli effettivi sono tutti in palestra e almeno per questa settimana siamo sicuri di poter contare su tutte le ragazze, ma aspetto, ripeto, che ognuna dia il proprio contributo per quanto sarà chiamata in campo. Ce la stanno mettendo tutta, oggettivamente è una situazione difficile e riemergere dalla prestazione di sabato scorso. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.